Siamo in onda con Sicilia 24 Focus, a tutti un buon pomeriggio e un ben trovati. Siamo soliti in questi nostri appuntamenti di approfondimento dopo il nostro telegiornale spesso parlare della sanità che vale, e lo facciamo spesso con l'ottica di raccontarvi dei reparti di eccellenza, dei professionisti di eccellenza che sono risorse, ma soprattutto che sono fonte di grande sicurezza per chi vive in questa terra. Saluto e ringrazio per essere qui con noi il dottore Nicola Cinardi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia oncologica dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Mi permetta di dire anche quello che poi è il lato bellissimo, immagino, del suo mestiere. Lei è guida per tanti giovani futuri chirurghi di oncologia, è così? Sì, intanto grazie dell'invito, molto gradito. Realmente noi abbiamo una convenzione con l'Università di Catania, per cui ci pregiamo di formare le nuove generazioni di chirurghi, e quindi abbiamo anche questo compito, oltre al compito assistenziale che ci vede giornalmente coinvolti nell'assistenza di pazienti, soprattutto oncologici. Allora, il momento della parte chirurgica può essere vissuto spesso come un momento diciamo che segue, che viene dopo magari una prima terapia, no? Ci sono, come dire, fasi e fasi, approcci e approcci, ma soprattutto tutto cambia in funzione di quello che poi è il tumore che si presenta. Sì. Non c'è un iter prestabilito, è giusto? Sì, allora realmente oggi nel 2026 ci troviamo a gestire le patologie oncologiche come realmente deve essere effettuato in team multidisciplinare. Motivo per il quale il paziente viene preso in carico in tutta la sua interezza, quindi mi si permetta anche di dire dal punto di vista psicologico. Noi abbiamo all'interno del reparto che mi onoro di dirigere un servizio anche di psicologia che è di sostegno sia al paziente che ai familiari. Quindi il paziente viene preso in tutta la sua interezza nel problema clinico, studiato a fondo da un team multidisciplinare che ha chiaramente un background formativo per quello che concerne la patologia oncologica dei diversi settori. Chiaramente si va dalla colorettale alla fegato, pancreas, stomaco, insomma all'interno del reparto di chirurgia oncologica vengono effettuati diversi trattamenti erogati, presi in carico pazienti con diverse problematiche cliniche. Allora, diciamo subito una cosa: noi abbiamo un numero che è sovraimpresso, il 342 74 55 005. Io dico che quello è un numero che i nostri telespettatori possono utilizzare, perché nella seconda parte di questo nostro focus di oggi apriremo anche un po' una finestra, sì, qualche domanda, perché in questo campo domandare è importantissimo, no? Noi dicevamo prima della nostra diretta, il medico in fondo è un grande professionista, ma anche un po' il compito di prendere per mano la presa in carico, le diceva, un paziente. Quanto incide poi nel percorso complessivo, no? La psicologia appunto del paziente in questo percorso? Cioè, quanto è importante che voi aiutiate in questo senso? Beh, è molto importante, ma questo ci viene corroborato anche da dati scientifici. La psiche ha un elemento davvero importante, è una sorta di medicina nella medicina, quindi la corretta gestione del percorso oncologico in tutte le sue fasi, dalla diagnostica all'intervento chirurgico, al prosieguo, alla convalescenza dall'intervento chirurgico, così come al dover affrontare i trattamenti oncologici, chemioterapici, biologici, immunoterapici. Abbiamo tante possibilità oggi, chiaramente risente del supporto psicologico. Allora, tumori che mettono, insomma,
paura, forse già la parola mette paura, però ormai nella idea comune, no, della gente ci sono degli organi colpiti dal tumore che mettono più pensiero di altri. Sentiamo tanto parlare dei tumori al pancreas. È come se nell'idea, diciamo, generale, questi tumori abbiano avuto un incremento esponenziale. Sarà che ne parliamo adesso o è realmente così? Beh, in realtà registriamo un incremento esponenziale dei nuovi casi. Questo è un dato multifattoriale legato da una parte alla diagnostica più accurata, dall'altra alla possibilità che sempre più utenti effettuino accertamenti anche per diverso motivo e quindi aumentando la sensibilità e specificità degli esami effettuati, la soglia di detezione dei tumori, in questo caso del tumore pancreatico, aumenta. Ma questo chiaramente va a braccetto, ahimè, con un dato che vede sempre più incrementare il riscontro dei tumori pancreatici. Questo è legato chiaramente a diversi fattori: lo stile di vita, l'alimentazione e lo stile di vita occidentale, che ahimè il fumo di sigaretta. Stessa cosa per il fegato, dottore? Per il fegato anche gli stessi termini per il fegato. Oggigiorno notiamo che in Italia abbiamo fatto grandi passi avanti con i vaccini per i virus epatitici. Questo ci fa registrare oggi una percentuale di epatite da virus molto inferiore rispetto al passato. Ahimè, però aumenta la steatoepatite non alcolica, che ha diverse sigle. Non sto qui a tediare i nostri telespettatori. La steatoepatite non alcolica è quel fegato grasso derivato sostanzialmente dalla nostra abitudine alimentare. Guardi, ne faccio subito una domanda, così insomma un po' invertiamo, cerchiamo di stare in linea al passo con quello che dice. La steatosi, quindi il fegato grasso cosiddetto, può portare quindi al tumore del fegato? Purtroppo sì, una steatosi che è ultradecennale, ventennale, condiziona poi la comparsa di epatocarcinomi, cioè tumori di origine epatocellulare, che sono tumori maligni. Quindi una prevenzione in tal senso è anche una prevenzione oncologica. Sente, nel suo reparto, lei in primis, si sa, insomma, si va verso, abbiamo titolato, chirurgia oncologica nuove frontiere, no? E queste nuove frontiere propendono naturalmente verso l'utilizzo anche della tecnologia, parliamo ovviamente di tecnologie operatorie per le quali rischio di dire delle diciamo inesattezze, no? Però la robotica vi viene incontro, ma certamente anche l'idea di essere mini-invasivi rispetto a delle cose che poi possono creare un excursus di guarigione complessivo, anche difficile, no? Anche di ripresa difficile. Ecco, che cosa rappresenta la vostra unità operativa in questo momento a Catania? Cioè, in cosa possiamo dire che c'è una vera innovazione? Beh, io credo che la nostra direzione strategica è stata molto lungimirante in tal senso e la ringrazio pubblicamente perché ci mette in condizioni di poter utilizzare tutte le nuove tecnologie attraverso degli investimenti importanti che sono stati effettuati e che noi giornalmente onoriamo attraverso l'erogazione di cure sempre più performanti e meno invasive, di modo che il paziente possa continuare il percorso di cura senza molti intoppi, accorciare la convalescenza, talvolta tornare anche direttamente alle proprie attività quotidiane, lavorative, familiari. E questo è importante oggi perché un dato che vorrei sottolineare è che la migrazione sanitaria nel 2026
continua a essere una problematica per la quale lavoriamo giornalmente. Esiste, ed è normale che sia così, una migrazione sanitaria fisiologica. Ognuno di noi può scegliere chiaramente dove curarsi, ma l'eccesso, ecco, diventa un dispendio per le famiglie e un disagio non indifferente per le famiglie che devono trasferirsi fuori talvolta per lunghi periodi, perché le procedure complesse possono avere le proprie complicanze sia in Sicilia che nel nord Italia, quindi il trasferimento non è solo di qualche giorno, ecco, dell'intera famiglia. Tra l'altro, insomma, proprio a vantaggio di quello che dice, leggevo che ci sono stati dei casi molto rilevanti dove la multidisciplinarità è stata necessaria anche per il fatto che poi si parlava di tumori multiorgani, no? Quindi sì, operazioni davvero di altissima complessità che voi avete portato a termine con una gioia grandissima, sì, no? Di avere realizzato qualcosa di forte, di importante, che sia ovviamente un elemento anche di riferimento per altre persone. Cosa è accaduto in quel vostro reparto? Ricordiamolo naturalmente alla gente che ci segue. Abbiamo affrontato, ma come giornalmente facciamo, con la presa in carico multidisciplinare, pazienti con problematiche molto complesse, e siamo riusciti chiaramente ad offrire in multidisciplinare con altri colleghi, mi viene così da pensare, il chirurgo vascolare, certo, l'urologo, insomma, ma anche il chirurgo toracico, un supporto importante la dà la nostra anestesia e rianimazione di alto livello, il blocco operatorio tutto. Quindi succede che i casi disperati che spesso talvolta anche nelle strutture private limitrofe non riescono ad essere presi in carico per motivi anche logistici, ecco, trovano comunque risposta oggi in questo ahimè vituperato sistema pubblico, certo, che spesso viene letto tale. E che poi invece in molti casi è la nostra salvezza. Ci crediamo ancora. Assolutamente. Senta, migliora anche, c'è la possibilità che migliori anche la percentuale, come potremmo dire, di sopravvivenza dei pazienti, l'uso anche di una nuova tecnologia è anche in funzione di un aumento in questo senso della sopravvivenza del paziente, o no? O non c'entra nulla? Sì, no, chiaramente la validazione di una tecnica, di una terapia, che sia essa in forma di pillole o chirurgia, la validazione è molto rigorosa, il processo di validazione è rigoroso, per cui la messa in opera su larga scala, la standardizzazione di una tecnica ha dietro le spalle tutto un processo di validazione scientifica importante. Questo cosa significa? È un surrogato di bontà della tecnica, della chirurgia. In chirurgia oncologica tutte le nuove metodologie usate, siano esse robotiche, mini-invasive, laparoscopiche, devono avere come benchmark, cioè come modello di base e modello di non inferiorità, tutto ciò che fino a quel momento funzionava, che rappresentava il gold standard. Per cui se riusciamo ad erogare una bontà di chirurgia oncologica per via mini-invasiva equivalente ai risultati oncologici che si ottenevano con le grandi incisioni che talvolta oggi siamo costretti a fare. Certo. Io non vorrei vendere fumo, ci sono delle patologie, abbiamo un buon 70% di chirurgia oncologica che riusciamo ad erogare per via mini-invasiva, ma permane comunque, per motivi anche fisici, di masse, di dimensioni ragguardevoli, dobbiamo comunque andare per via tradizionale con l'incisione. Quindi il processo è molto rigoroso, per cui
tutto ciò che oggi usiamo è stato sottoposto ad un processo di validazione. Allora, parentesi, è giusto anche leggere questo, il signor Sutera la ringrazia tutta l'equipe per quello che siete riusciti a fare, perché lui ha superato insomma il suo problema, e quindi grazie. Lo ricordo molto bene. Lo ricorda bene, perfetto. Allora, detto questo, che fa sempre bene al cuore dei medici che si impegnano e che hanno poi un'equipe, perché poi ricordiamoci sempre che non basta la bravura di un primario, di un direttore, la bravura sta anche nel cercare di avere un'equipe che sia all'altezza di un compito molto importante. Senta, su questo argomento, perché le devo dire che la questione sul pancreas è abbastanza richiesta e ci sarà un perché, la percezione è che si arrivi sempre troppo tardi a capire di averlo, è vero? Sì, ahimè è vero, ma realmente è un problema insito nella patologia, cioè il tumore al pancreas viene scoperto tardivamente perché tardivamente compaiono i sintomi di insorgenza, motivo per il quale non dipende realmente né dalla persona affetta né dai medici insomma coinvolti. Talvolta si scopre già in una fase avanzata, metastatica o inoperabile. Anche lì abbiamo delle terapie assolutamente. Chiaramente la prognosi, cioè la riuscita, la guarigione cambia dal punto di vista percentuale. Quando si deve effettuare una chemioterapia, necessariamente sempre prima di un intervento? Parlando del tumore al pancreas, l'istologia più frequente è l'adenocarcinoma pancreatico. Oggigiorno vi è sempre più evidenza che la chemioterapia prima dell'intervento, cosiddetta neoadiuvante, possa dare delle speranze di sopravvivenza maggiore rispetto all'intervento diretto. Tengo a precisare che però tutto ciò deve essere valutato caso per caso. Ecco perché all'interno della nostra ARNAS esistono diversi gruppi oncologici multidisciplinari che giornalmente si riuniscono per valutare il singolo caso, la singola persona affetta da tumore, in questo caso al pancreas, ma anche di altra origine, per stabilire insieme in una assise condivisa con oncologi, radiologi, radioterapisti e chirurghi, chiaramente gastroenterologi, stabilire il miglior trattamento. Quindi la risposta è si tende sempre più a fare chemioterapia prima e dopo la chirurgia. E la pancreatite cronica può portare al tumore? Allora, la pancreatite cronica di per sé rappresenta un rischio aumentato di sviluppare nel corso dei decenni l'adenocarcinoma pancreatico. Tengo a precisare che ci sono dei quadri di pancreatite cronica che si intersecano molto con l'adenocarcinoma pancreatico. La diagnosi è molto complessa nonostante abbiamo oggi diverse metodiche, motivo per il quale questi soggetti devono essere seguiti nel tempo con esami seriati, siano essi la TAC, la risonanza o anche esami più invasivi. Senta, sì. Però a proposito di questo, è chiaro che quando si scopre in tempo è tutto più facile, no? Credo in qualsiasi tipo di tumore. Però noi, per esempio, no, si parla del tumore al seno e allora c'è quella profilassi, quella cosa per cui vai a fare la mammografia, in caso fai l'ecografia. Stessa cosa per l'intestino, c'è proprio un piano di prevenzione da suggerire, da attuare, sono le ASP che mandano, no? C'è questa cosa. Ma io dico, per questi altri tipi di tumori, cosa dovremmo fare di nostro per fare degli esami di prevenzione? Quale esame? Questa è una gran bella domanda alla quale, ahimè, stiamo cercando di rispondere. Non esiste allo stato attuale un esame, sia esso banale prelievo del sangue o una TAC o una risonanza, che ci possa mettere al riparo e prevenire in tempo il tumore pancreatico.
Ideologicamente non possiamo effettuare un attacco che utilizza radiazioni ionizzanti ogni 6 mesi solo per cercare di vedere che tutto sia a posto su larga scala, né tantomeno una risonanza che è un esame diagnostico di secondo livello, una diagnostica cosiddetta pesante. Quindi ahimè non c'è oggi uno screening per il tumore al pancreas. Ci sono chiaramente delle famiglie dove questa patologia si è verificata su più membri della famiglia, allora lì sono familiarità, ma lì sono anche da prendere in considerazione dei test genetici che possono fare emergere delle situazioni ben diverse. Allora famiglie con diagnosi di tumore alla mammella, tumore al colon, tumore al pancreas, bisogna che venga acceso un campanello d'allarme. Allora, noi adesso invece diamo una pausa, breve, poi torniamo. Vi dico che non potete telefonarci, ma dovete semplicemente mandare un messaggio al numero che vedete sovraimpresso. Torniamo tra un attimo. Sua paziente, la signora Aleo. Eccellente bravura, grazie. Siamo in onda, allora, siamo in onda e io leggevo un messaggio, non c'è nessun mistero, nessun segreto, scriveva la signora Aleo che ringrazia il dottore per la sua bravura, ma anche per la sua umanità e come dicevamo all'inizio, insomma, ha un valore davvero incommensurabile questa cosa. Allora, stiamo parlando di tumori in particolare in questo settore complicato che è pancreas, fegato, apparato digerente, no? In generale, dove il dottore Cinardi è un grande ma anche un giovanissimo maestro. Ci sono delle belle giovani speranze nella nostra terra, sentiamo sempre, ne parlavamo prima, di giovani che studiano fuori dalla Sicilia. Lei invece sta coltivando un bel terreno fertile da questo punto di vista? Beh, io credo molto nel tramandare quanto di buono c'è nella Sicilia, nei nostri geni siciliani, nel nostro carattere, per cui come abbiamo scommesso su noi stessi e siamo rimasti nella nostra terra d'origine, cerchiamo di coltivare e spronare i nostri giovani non per forza dover andare fuori per poter esprimere la propria professionalità, per cui le nostre porte sono sempre aperte, siamo disponibili come gruppo a chiaramente insegnare. Ci sono delle promesse, sono molto fiducioso io nei nostri giovani. Chiaramente la metodologia di apprendimento oggi è cambiata, ci avvaliamo di simulatori, ci avvaliamo di console robotiche in sala operatoria doppia, 3D, intelligenza artificiale, sono tutti questi dei capitoli che stanno andando avanti, stanno emergendo e sicuramente saranno un quid in più nella formazione delle nuove leve chirurgiche. Bisogna, come ogni cosa e ogni nuova tecnologia, entrare, ecco, in maniera non diretta e non totalitaria, escludendola o includendola necessariamente, bisogna saperla usare, per cui abbiamo tante opportunità. Sì. Senta, chiedono dei sintomi. I sintomi, campanelli d'allarme, visto che si diceva che non c'è un esame particolare che possa aiutarci nella vera e propria prevenzione, allora cos'è che ci fa pensare a un problema così importante? Vabbè, qua qualcuno chiedeva addirittura del mal di schiena, ma insomma mi sembra piuttosto, come dire, generica come cosa. Allora, realmente il mal di schiena può rappresentare uno dei sintomi. Siamo tutti rovinati, però, siamo tutti rovinati, bisogna fare molta attenzione. È un mal di schiena
particolare, però realmente le neoplasie avanzate del pancreas, coinvolgendo il plesso ciliaco, una delle manifestazioni, ahimè tardive, è quello del mal di schiena, che non passa insomma, con nessun farmaco da banco. Uno dei primi sintomi invece da attenzionare è la comparsa di una glicemia fuori scala o lo scompenso di un diabete già conosciuto dai 50 anni in su. Quello può essere uno dei primi campanelli di allarme, tant'è che insieme allo studio endocrinologico del diabete in questione o della intolleranza, iperglicemia in questione, viene affiancata una indagine morfologica, magari prima ecografica, successivamente con TAC col contrasto, per studiare il pancreas. Questa glicemia cosa significa che è fuori range? Di cosa stiamo parlando? Parliamo che se una persona fino a quel momento non era mai stata diabetica o aveva mai avuto episodi di iperglicemia, un'iperglicemia improvvisa, più di un'iperglicemia improvvisa registrata nel tempo, ci deve fare attenzionare anche, oltre dal punto di vista endocrinologico, ma anche dal punto di vista morfologico, studiare il pancreas. Sì. Allora, le leggo così questo messaggio. Salve dottore, un mio amico tra lunedì e martedì dovrebbe fare la biopsia al Garibaldi Nesi, ma purtroppo gli hanno diagnosticato un tumore alla coda del pancreas con metastasi al fegato e polmone. E qua insomma chiede ci possono essere cure? Beh, le cure sicuramente ci sono, è un quadro questo di malattia al quarto stadio, per cui chiaramente la prognosi non è eccellente, però certamente le cure chemioterapiche sono da intraprendere, sì. Le cure sono... Sì. Senta, c'è un ricordo, abbiamo finito perché è già il momento di salutarci. C'è il ricordo di un caso grave che l'ha sorpresa, che le ha fatto dire però nulla è detto. Sì, devo dire stato? più di uno. Più di uno, ed è quello che ci spinge giornalmente ad alzare l'asticella e cercare di offrire sempre qualche cosa in più. Sì, mi vengono in mente delle situazioni di coinvolgimento multiorgano di alcune neoplasie, o ancora dei pazienti sottoposti a diversi accertamenti fuori in altre istituzioni, anche prestigiose, scartati dall'intervento perché ad alto rischio chirurgico. Noi abbiamo, come dico io, allacciato le cinture, preso ogni rischio e siamo riusciti a portare a termine il percorso di cura con successo. Chiaramente non è sempre tutto rose e fiori, però ci sono i casi in cui avete, come dire, detto, ce l'abbiamo. Però esatto, abbiamo insistito in alcune situazioni. Quindi parliamo di remissione proprio. Sì, parliamo di remissione. È finita l'ultima, quella più spinosa di tutte, gliela voglio fare. In questi casi il tempo è importantissimo. Sì. Come siete messi, diciamola così, con le liste d'attesa? Ci sono? Le liste d'attesa ci sono, chiaramente ci sono, ma non per la patologia tumorale. Quando si parla di liste d'attesa si fa un pupurri, realmente i casi oncologici all'interno della unità operativa che mi onoro di dirigere vengono esitati nell'arco dei termini previsti, quindi entro 20-30 giorni massimo viene chiuso la storia. Il problema delle liste d'attesa sono chiaramente i casi non oncologici, quindi quelli si accumulano proprio perché non possiamo dare la stessa risposta che diamo ai casi oncologici. Ci sono, ricordo a tutti e chiudo, dei tempi non comprimibili, l'attesa delle biopsie, degli istologici, l'avvio delle terapie, quelli non si possono comprimere, quindi
Grazie dottore, grazie davvero, le auguro buon lavoro, a presto, è stato piacevolissimo parlarle, mi dispiace per le persone a cui non possiamo dare una risposta, ma magari ci rivedremo in un'altra puntata. Il nostro Focus tornerà la prossima settimana, come sempre, dopo il telegiornale alle 14:30. Grazie a lei.